I sindaci del Belice potranno presentare alla Regione entro il prossimo 20 gennaio i progetti cantierabili per ottenere 10 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Il presidente Nello Musumeci offre risposte concrete alle giuste istanze avanzate dalle comunità locali a distanza di 54 anni dal terremoto che colpì gravemente quella porzione di territorio siciliano. Il governatore siciliano lo ha annunciato incontrando nella sede del comune di Marsala una delegazione dei sindaci dei 21 comuni della valle, coordinati dal primo cittadino di Partanna, Nicolò Madonia, che ha visto anche la partecipazione di diversi comuni della provincia di Agrigento, della valle del Belice, tra cui Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice. Le risorse già destinate lo scorso anno, afferma Musumeci, ci sono, è stato completato l'iter amministrativo per rendere disponibile. Adesso bisogna procedere con una certa sollecita ricognizione dei progetti in possesso dei singoli comuni, quindi l'impegno del governo regionale per valorizzare un territorio che a distanza di oltre mezzo secolo porta ancora le ferite di quel tragico evento. Ci aspettiamo inoltre che anche il governo centrale faccia la propria parte, quella più cospicua per la realizzazione di infrastrutture pubbliche che la comunità del Belice attende dal 1968. Nello specifico, conclude Musumeci, potranno essere proposti investimenti per opere dotate di progettazione a livello definitivo. Gli investimenti dovranno essere privi di copertura finanziaria per il loro valore complessivo o per una quota parziale. I sindaci dovranno trasmettere alla Presidenza della Regione entro il prossimo 20 gennaio l'elenco dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche per l'adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di impianti, edifici e opere già esistenti.